secondo giorno di allenamenti. L'anno scorso avevi saltato questa parte qua. Sì. Ti aspettavi un ritiro così, diciamo, duro, perché insomma mister Bisoli ci tiene e tra lavoro atletico e lavoro tattico si lavora solo? Vabbè, assolutamente sì, poi conoscendo il mister non potevo aspettarmi un ritiro leggero. No, adesso scherzi a parte, il secondo giorno un gruppo ha già iniziato a Padova, quindi avevamo già avuto un antipasto, ci stiamo preparando bene. Il ritiro è fatto per questo, per soffrire, buttare un po' di liquidi messi durante l'estate, quindi è giusto e va bene così. Una cosa che mi ha stupito particolarmente oggi, ma anche ieri, oggi sei stato magari un po' più te protagonista, ma ieri anche altri tuoi compagni, che quando c'è la partita finale, nonostante la fatica, nonostante tutto, ci si arrabbia come se fosse la partita decisiva del campionato, perché si vuole sempre vincere. È una bella cosa questa, perché sì, denota lo spirito. No, quello sì. Del resto, secondo me, nel momento in cui ti viene a mancare la voglia di fare la partitella e se perdi non ti arrabbi più, è un chiarissimo segnale che non è buono. Però no, è stata la nostra forza l'anno scorso, lo deve essere anche quest'anno, quello anche di fare le partitelle sempre per cercare di vincere. Poi oggi io ho perso anche ieri, succede, però è un caso, è ancora lungo il ritiro. L'importante è impegnarsi e dare il massimo, poi si vede. Esatto. Passiamo un attimo all'aspetto tattico. 3-5-2, sì. Oggi hai giocato anche di fianco a Pinzi, che magari sì, non ce lo si aspetta almeno all'inizio, invece già per il secondo giorno viene utilizzato quale centrale difensivo. A livello tattico per te cosa cambia? Come ti trovi con 3-5-2 rispetto comunque anche ad altri moduli magari fatti? Sì, no, l'anno scorso abbiamo adottato quasi sempre la difesa 4 e mi sono trovato molto bene. Poi in passato ho avuto già la possibilità di giocare con la difesa 3. È un fatto di abitudine e di allenamento. È normale che all'inizio eravamo più abituati a una difesa 4, però abbiamo iniziato così. L'importante è allenarsi, capire quello che il mister ci chiede e dopo si spera che i risultati siano quelli voluti. Anche perché ci sarà ancora un mese prima della prima partita del campionato di Serie B, quindi domanda d'obbligo: che campionato di Serie B ti aspetti? Ma soprattutto ci sono delle partite affascinanti, sia perché si gioca con squadre di blasone, mi viene in mente su tutto il Palermo, ma anche con molte venete, quindi ci saranno dei derby e ci sarà grande attesa per queste partite. Sicuramente ci aspetterà un campionato lungo anzi forse un po' meno, perché con tutto quello che sta succedendo purtroppo non si sa quante squadre saranno, però sicuramente sarà difficile e molto impegnativo. E secondo me quest'anno, con le squadre che sono retrocesse, con le squadre che sono salite, veramente sarà un campionato molto competitivo e forte, perché ci sono squadre, l'Hellas, Palermo. Per me ad esempio anche da sottovalutare assolutamente, che come la neopromossa, il Cosenza, perché andare a giocare in quegli ambienti che non sei casomai abituato è sempre difficile. Quindi sicuramente sarà un campionato bello ma tosto. Hai anticipato la mia penultima domanda, perché comunque te sei nel mondo del calcio da tanto e soprattutto una delle squadre in cui hai giocato, tralasciando il Vicenza, o hai notizia di oggi che la Reggiana non si iscriverà al campionato di Serie C. Cosa pensi di questa situazione? Anche perché comunque va a stravolgere a catena, a cascata, tutti gli altri campionati e si resta nell'incertezza fino quasi all'ultimo giorno. Beh, assolutamente dispiace veramente per i miei compagni, gli ex compagni della Reggiana, perché io ci sono passato a Pisa, che purtroppo la squadra non si è iscritta, e è una cosa spiacevole, perché soprattutto adesso con tutte le avvisaglie che ci sono, i controlli, non dovrebbe accadere nel mondo del calcio, però purtroppo più passano gli anni più i controlli aumentano e più ci sono società che falliscono oppure non si iscrivono. Quindi da quel punto di vista là solidarietà nei compagni, come l'anno scorso con quelli del Vicenza, sono situazioni veramente spiacevoli che da sportivo fa male. Poi da un punto di vista è giusto che le società che non siano in regola non si iscrivono e non le permettono di fare il campionato, perché poi società sane come la nostra e altre squadre, adesso mi viene di dire Cittadella perché è vicino, quelle sono società sane ed è giusto che sia così. Dal punto di vista invece umano
quello dispiace. E poi non mi ricordo l'altra domanda. No, l'ultima domanda te la devo okay. fare adesso. Quindi noi siamo una società sana, la società sana si vede anche dall'affetto dei tifosi. I tifosi lo stanno dimostrando sia con la campagna abbonamenti che comunque anche in occasione della presentazione delle maglie, che sei stato protagonista, ce n'erano molti in piazza Perrocchi. Cosa ti aspetti quest'anno da loro e quanto saranno importanti, appunto, alla luce di quanto avevi detto prima, che ci sarà un campionato lungo e difficile? Ma sicuramente abbiamo già avuto l'antipasto l'anno scorso, che sono stati, penso, magnifici, perché ogni trasferta in casa eravamo sempre avvolti dai nostri tifosi, e penso che alla lunga si sia visto anche l'importanza di avere una coesione tra curva, tribuna, distinti tutti con i tifosi, con la squadra. L'anno scorso è stato bello perché abbiamo fatto un campionato, tranne le prime giornate, però sempre di vertice, e quindi è bello giocare davanti a un pubblico caloroso, numeroso, quindi quest'anno penso che la risposta la stiano già dando, e poi sta a noi logicamente cercare di portare sempre più gente possibile allo stadio, perché è normale che con i risultati ci sia più voglia di venire e più tifo.